brava per un pregiudicato che ha rapito e violentato una lucciola e minacciato con il coltello altre 2 donne lungo il Terraglio. Lingue di Drago esordisce una nuova tecnica artigianale nel veneziano per saccheggiare il bancomat. In carcere 3 romeni. È il giorno del sì del Consiglio Comunale al bando per la vendita del casinò, la rabbia delle opposizioni, la denuncia del Movimento 5 Stelle. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Lo avete sentito dai titoli: notte brava per un pregiudicato italiano che ha rapito e violentato ripetutamente una lucciola del Terraglio dopo averne rapinato un'altra. L'uomo è stato scoperto durante il controllo di una zona appartata a Martellago, nell'area urbana dove tra breve sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri. Ha colpito per 3 volte come un predone durante la notte e ora Danilo Gerardi, un pregiudicato di 37 anni, è in stato di arresto per rapina, violenza sessuale e sequestro di persona. Durante la sua notte brava ha preso di mira le lucciole del Terraglio, tutte ragazze dell'est di età dai 20 ai 25 anni. Il primo tentativo è fallito. Dopo aver concordato il prezzo ha fatto salire in auto una ragazza, l'ha minacciata con un coltello, le ha chiesto l'incasso della serata, ma lei è riuscita ad aprire la porta dell'auto e a sgusciare fuori. Dopo un'ora ci ha riprovato con un'altra ragazza, con lo stesso modus operandi, l'ha fatta salire in auto e questa volta alla vista del coltello ha ottenuto l'effetto voluto e si è fatto dare 50 euro. Non pago, ha provato la terza volta a Preganziola, ma la prostituta non aveva ancora cominciato a guadagnare e allora l'ha portata a Martellago, in una zona appartata in via Canove, e l'ha violentata più volte. I carabinieri di Scorzè di pattuglia nella zona verso l'una di notte, insospettiti dall'auto, una Polo, ferma in una zona nascosta, si sono avvicinati. Lui è apparso nervoso, ha raccontato di essersi fermato per aver avuto un colpo di sonno. La donna svestita era nicchiata sul sedile, scossa e tremante, ha invece urlato chiedendo aiuto. Lui ha tentato di fuggire ma è stato fermato. Durante la ricostruzione della folle nottata in caserma, i militari hanno appreso che la donna ha pure cercato di difendersi, facendo perdere all'uomo il controllo del veicolo e facendolo andare contro un guardrail, senza conseguenze, fortunatamente. E ancora cronaca nera, si chiama Lingua di Drago, è una forcella che si costruisce artigianalmente ed è usata dal malvivente per beffare chi utilizza il bancomat. I carabinieri hanno sgominato una banda di romeni che ne faceva uso nella riviera del Brenta. Catturata la banda della Lingua di Drago. Secondo i carabinieri della compagnia di Chioggia, ha messo a segno almeno una trentina di colpi ai danni di risparmiatori e correntisti che hanno prelevato denaro attraverso i postamat nella zona della Riviera e del Padovano, con un sistema che finora nel veneziano non aveva ancora debuttato. Sono 3 romeni: Mihail Tasa Ovidiu, di 33 anni, Andrei Varzaru, di 25 anni, e Flavio Stitel Stanciu, di 25, tutti residenti a Stra, e sono in carcere per furto. La Lingua di Drago è una piccola forcella di metallo fabbricata in modo artigianale che viene inserita nella feritoia da cui escono le banconote. Le cattura prima di uscire, al momento del prelievo. Al cliente rimane soltanto la ricevuta se la chiede e pensa ad un guasto del bancomat. La sorpresa arriva il giorno dopo, quando il direttore dell'ufficio postale dichiara che il dispositivo non è guasto e il denaro risulta regolarmente erogato. Sì, perché la banda dopo 7-8 ore andava a riprendersi la forcella, che come la rete per i pescatori aveva intrappolato in questo caso il denaro. Stimiamo che in questi 20 giorni abbiano compiuto una decina di colpi nei comuni della Riviera del Brenta, ma riteniamo che gli stessi abbiano compiuto diversi altri colpi anche in provincia di Padova. I militari li hanno presi appostandosi davanti ad alcuni postamat che erano già stati oggetto di denunce e sospettano che i 3 romeni, tutti incensurati, abbiano utilizzato la Lingua di Drago anche in altre città. Che consigli dare agli utenti che si trovassero di fronte a una situazione del genere, ricevuta senza denaro? Ma se l'operazione viene conclusa e non c'è la fuoriuscita del denaro, al 90% c'è qualche cosa che non va, quindi una probabile manomissione. In quel caso lì è sicuramente consigliabile chiamare il 112 affinché intervenga una pattuglia per verificare la regolarità dell'operazione.
E continuiamo con la cronaca nera. È ancora in prognosi riservata l'uomo di 44 anni che è stato accoltellato dalla convivente nelle Sestiere d'Orsoduro a Venezia nella tarda serata di ieri. Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Venezia è emerso che la donna, al culmine di un litigio, ha impugnato un coltello da cucina e sferrato un fendente dietro la schiena del compagno. La lama di circa 20 cm ha perforato un polmone e la donna, in evidente stato confusionale, è stata ricoverata presso l'ospedale civile di Venezia, in quanto sotto effetto di un mix di sostanze alcoliche e stupefacenti. È accusata di tentato omicidio. L'uomo invece era noto alle forze dell'ordine, una storia dunque anche di degrado attorno all'interno della coppia. E abbiamo una segnalazione da parte di un telespettatore, abbiamo una mail, vi abbiamo chiesto di mandarci mail e devo dire che ne arrivano molte, e c'è un Roberto Bognolo che ci ha informato che ci sono dei ragazzi incaricati da una società di distribuzione energia, la GDF Suez Energie, l'energia per te, che si presentano con la scusa di uno sconto sull'energia, cercano di farti firmare a tua insaputa, dice, un contratto con la suddetta ditta. Certe persone anziane potrebbero cadere nella truffa e lui appunto segnala questa cosa e avverte: state attenti. E voltiamo pagina, sono cominciate le celebrazioni per il 50° anniversario della strage del Vajont, 5.000 volontari accorsi al Longarone per una serie di giorni, si concluderanno in ottobre con il vero anniversario del Vajont, queste celebrazioni. Lo Stato finalmente ha chiesto scusa e questa è la vera notizia della giornata di ieri. Dopo 50 anni lo Stato finalmente chiede scusa ai parenti delle vittime del Vajont e lo fa attraverso un suo uomo, prima di tutto il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, a cui si è unito il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando. L'occasione è stata la celebrazione al Palasport di Longarone del 50° anniversario della tragedia immane. È arrivata la missione dopo mezzo secolo che sono stati commessi mancanze e ritardi di fronte ad una comunità distrutta che non ha ancora metabolizzato il lutto. Anche il ministro Orlando ha dichiarato che lo Stato non ha fatto tutto quello che doveva per riparare alle sue responsabilità. Lo Stato ha sbagliato soprattutto sul fronte della tutela geologica. La diga a distanza di 50 anni è ancora in piedi e gli ingegneri che l'hanno costruita, che per anni sono stati criminalizzati e perseguitati giuridicamente, non c'entravano nulla con i veri responsabili, i geologi, che non hanno capito quanto fragile fosse la montagna, al punto da spezzarsi a metà, tuffarsi nel bacino creato dalla diga e creare una mostruosa onda letale da 300.000 metri cubi di acqua che ha scavalcato la barriera e ucciso 1917 persone. La diga ha tenuto nonostante l'onda d'urto, la comunità è stata invece annientata. Era il 9 ottobre del 1963. Le celebrazioni sono cominciate ieri con l'arrivo di 5.000 volontari e si concluderanno il 9 ottobre con la partecipazione del Presidente del Consiglio Letta. E dopo le scuse, ha detto il sindaco Padrin, però la comunità dovrà guardare avanti. E ora parliamo di casinò, un altro argomento dei nostri titoli. Questa sera il Consiglio Comunale si prepara ad approvare il bando per la vendita della casinò. Se ne parla ormai da molto tempo e dopo l'accordo che è stato siglato con il sindacato che ha congelato il personale per 7 anni, finalmente si può andare alla firma di questo bando. Però ci sono molte polemiche, le opposizioni dicono stanno svendendo il casinò. A proposito, è venuto in trasmissione da noi un esponente, un militante del Movimento 5 Stelle e che è stato viene intervistato adesso da Alberto Chinellato. Vai Alberto. Grazie della linea, Maria Stella, sono con Davide Scano, attivista del Movimento 5 Stelle, a parlare di quella che è una delibera che probabilmente passerà in queste ore, che riguarda la svendita, possiamo pure chiamarla così, del Casinò di Venezia. Sì, purtroppo si tratta di una svendita, come molte altre sono già state fatte. Pensiamo ai vari palazzi storici a Venezia, pensiamo alle azioni Save vendute di recente dal Comune, a 49 milioni, ora valgono il doppio nel mercato di borsa. E adesso si cerca di rastrellare il fondo del barile e si vende anche il casinò, e lo si vende per pochissimi soldi. Questa operazione, secondo i nostri commercialisti, sarà o a saldo zero in questi 30 anni di concessione, oppure addirittura andremo a perdere milioni di euro importanti per mantenere i servizi in città.
Tutto ciò è molto grave perché l'amministrazione purtroppo vuole, per scopi prettamente elettorali, avere i soldi subito, cioè della serie prendi i soldi e scappa. Quindi questi 140 milioni di maxi rata iniziale verranno tutti spesi per opere pubbliche con finalità elettorali. E noi cercheremo di contrastare questa scelta scellerata in tutte le sedi, dalla Corte dei Conti al Ministero dell'Interno, che deve dare il suo nulla osta, alle azioni di informazione ai cittadini che devono capire e sapere quello che succede. Benissimo, queste sono dunque le cifre della svendita, diciamo, del casinò. Era giusto dare informazioni, insomma, anche ai cittadini, siamo qui per questo. Ti ringrazio ancora Davide, ringraziamo ancora il Movimento 5 Stelle e a te la linea Maria Stella. Grazie Alberto, e questo è un argomento sul quale c'è da parlare, c'è da discutere, anzi ci attendiamo che ci mandiate molte mail o che interveniate sul nostro sito Facebook proprio per affrontare questa questione. Si trattava di una gallina dalle uova d'oro, ma in realtà ultimamente era diventata una gallina dalle uova d'argento e con la svendita sicuramente non migliorerà. E cambiamo argomento, parliamo di fughe di cervelli. L'ultimo caso riguarda un dottore di 36 anni, è nato a Olmo di Martellago ma ha trovato la fama e il successo in Inghilterra, al punto che la BBC in queste ore gli sta dedicando un documentario. Ha 36 anni, è di Olmo di Martellago e si chiama Simone Speggiorin ed è il più giovane cardiochirurgo che dirige un'unità ed è paragonabile ad un primario. E tutto questo in Inghilterra. Sì, perché Simone è sì di Olmo, si è sì laureato a Padova, ha sì presentato la domanda per un concorso in Italia, solo che gli hanno risposto dopo 3 anni. Nel frattempo il medico non si è perso in chiacchiere e dopo essersi specializzato in cardiochirurgia nel 2009 ha colto l'occasione al volo di lavorare all'estero con il dottor Martin Elliott di Londra, che lo ha portato in Inghilterra. Un sogno però che non si è concluso qui. Volendo lavorare principalmente con i bambini, Simone, dopo 3 anni in Inghilterra, ha preso l'occasione di andare in India a Bengalore, completando così la sua formazione. A tutt'oggi lavora in Inghilterra seguendo il progetto che per 3-4 volte l'anno porta cura ai bambini in India. Un altro esempio di meritocrazia, insomma, che in Italia probabilmente non avrebbe mai trovato compimento. Certo, i casi all'estero non sono certezze al 100% e il lavoro va comunque ricercato, ma fra l'incertezza del precariato qui e una formazione all'estero probabilmente la scelta risulta molto più semplice e per il dottore nessun dubbio. Non tornerei indietro, dice. Tornare significherebbe rimettersi in coda. Chissà quanti altri alla fine di stare in coda qui in Italia saranno stanchi. E anche questo è un altro argomento che può stimolare sicuramente il dibattito proprio in questi giorni in cui molti ragazzi stanno sottoponendosi a dei test estenuanti per entrare nelle università a numero chiuso. Dopo il rogo, cambiamo argomento, dopo il rogo alla scuola di Spinea, un atto vandalico che ha portato ingenti danni, è il turno dei genitori. La scuola sarà chiusa per una settimana proprio per permettere di rimettere in sesto l'edificio, eppure i genitori si sono riboccati le maniche e hanno detto al comune facciamo noi e sono andati con pennelli e con pittura a dare una sistemata alla scuola, davvero un gran bel gesto. Hanno deliberatamente dato fuoco ad una panchina di legno sabato mattina nell'atrio esterno della scuola elementare Mantegna a Spinea, un atto vandalico che ha provocato parecchi danni all'edificio e che ha costretto questo lunedì 130 bambini a cambiare edificio per alcuni giorni. Io sono veramente sconcertato e posso dire che quando ho visto questa mattina prima delle 8 i danni che sono stati fatti qui sono rimasto allibito e mi veniva quasi da piangere. A far fronte a questa emergenza vandalica i genitori del progetto Mi Prendo Cura della Mia Città, che pennelli e attrezzi alla mano si sono subito messi all'opera per aiutare nel lavoro di restauro della scuola. Ci sono diversi genitori che appunto si sono tirati sulle maniche e cercano con dolore nel cuore perché ci sono i loro figli che sono a scuola qui. Cerchiamo di dare una mano, di pulire quanto possibile per rendere presentabile. Una bella risposta dunque quella dei genitori, che lascia poco spazio alla stupidità del vandalismo e fa capire come la voglia di tirarsi sulle maniche ci sia per il bene dei bambini.
Piangono perché si rendono conto, anche se sono piccoli, del disagio e della loro gioia che è stata brutalmente così penalizzata. E a proposito di servizi che non vanno invece, è arrivata un'altra mail di Ferro, di Luciano Ferro, che è un nostro telespettatore molto affezionato, che segue moltissimo i problemi dei treni, soprattutto sulla tratta Sandona-Venezia, e ci segnala questa cosa, che per i pendolari della tratta Venezia-Trieste sarà ben dura con l'orario ferroviario dal 15-12. Molti di noi dovranno optare per altre soluzioni quando scenderanno a Mestre per raggiungere Venezia, dice, perché hanno tolto appunto questo collegamento in alcune fasce orarie, quindi si aggiungono disagi ai disagi che già ci sono per chi usa i treni. E ora parliamo di Jesolo. Nubi, pioggia, freddo hanno fatto fuggire anche gli ultimi turisti che si stavano attardando a Jesolo. La stagione balneare si è chiusa ufficialmente ieri come sempre, ma il tempo non ha lasciato spazi a ripensamenti e ora si attende il bilancio dell'estate 2013. Una stagione balneare difficile sul fronte degli appartamenti a Jesolo, che probabilmente si chiuderà con un sostanziale pareggio rispetto allo scorso anno. A dirlo sono gli agenti immobiliari all'indomani della chiusura degli stabilimenti nelle spiagge della località più mondana dell'Adriatico. Le strutture più richieste sono quelle rinnovate e al passo con i tempi. Jesolo paga il prezzo di contare su pochi appartamenti organizzati per affrontare le temperature invernali, e anche per questo con i primi freddi partono anche gli ultimi vacanzieri. Il tempo instabile e le nubi e la pioggia di ieri hanno favorito la fine dell'estate al mare, a differenza dello scorso anno, quando il bel tempo, durato per tutto il mese di settembre, aveva prolungato le presenze sulle spiagge. Riguardo il settore alberghiero invece è andata meglio, a parte la brutta partenza in maggio, ma è ancora presto per conoscere i numeri dell'andamento turistico 2013. Jesolo comunque non chiude i battenti e si prepara ad ospitare dal 2 ottobre la grande festa dei nonni, una 3 giorni dedicata alla terza età, con tante iniziative collegate alla festa nazionale, e poi si entrerà nell'atmosfera di Miss Italia con la finalissima del 13 ottobre. E l'argomento Miss Italia continua a spopolare, continua ad appassionare sul web e anche sul nostro sito Facebook e sulle nostre mail. È arrivato un altro messaggio di un altro nostro telespettatore che dice che spezza una lancia a favore della manifestazione di Miss Italia e si chiede perché la RAI abbia deciso di non trasmetterla più, e dice: lasciatemelo dire, sono degli ipocriti, la RAI non ha voluto trasmettere Miss Italia per non strumentalizzare la donna facendone un oggetto. Forse ho capito male, ma se è vero significa che qualcuno si fa le psicopippe. Ecco, e poi così insomma ancora parla di ribelliamoci. Io sono un'estimatrice del bello in tutte le sue forme, il bello va mostrato, sbandierato, e si chiama Franci Gresele. E ora altre notizie dall'area metropolitana, altre notizie in breve curate dalla nostra Margherita Beato. Troppi galli in un pollaio rischiano una brutta fine, ne è convinta l'assessora provinciale Giorgia Andreuzza, che non sente più cantare i 5 galli sotto casa a Noventa di Piave. Il chicchirichì disturbava alcuni residenti, tra cui il sindaco Alessandro Nardese. Forse preferiscono essere svegliati dal rumore di un martello pneumatico. Torna l'incubo dei bocconi avvelenati a Tessera. In concomitanza con l'avvio della caccia, un cane è morto per averne ingerito uno. Nel 2012, tra Canoghera, Dese e Campalto, furono uccisi 19 cani. Si invita perciò a tenere gli animali al guinzaglio e segnalare eventuali sospetti. Esistono ancora i ladri di bestiame. Da un'azienda agricola di San Zenone in una notte sono spariti 40 vitelli. Il furto è stato messo a segno con un tir che in serata era stato visto parcheggiato nei pressi della stalla. Un vitello può costare fino a 600-700 euro. Occhi aperti a chi chiede aiuto dicendo di essere in panne. Potrebbe essere un trucco per rubare. È successo ad un motociclista di Istrana, al quale, in un attimo di distrazione, il truffatore ha sottratto il portafogli, svignandosela poi a tutta velocità.
La Quintana di Monselice funestata dalla morte di una cavalla. L'animale, un anglo-arabo di 11 anni, è caduto in pista affrontando una curva durante le prove. Purtroppo una brutta frattura alla zampa anteriore sinistra ha portato all'abbattimento della povera bestia. Padova invasa dagli zombie. Ragazzi truccati da morti viventi hanno camminato in silenzio per le vie del centro. Era una zombie walk, evento organizzato in molte città del mondo. Soltanto i vigili hanno avuto il coraggio di fermarli, insospettiti da una motosega troppo realistica. E ora la Fenice, periodo di intensa attività per il Teatro Veneziano. Oltre alla programmazione lirico-sinfonica, il Teatro Veneziano è presente anche su fronti extramusicali. In particolare vediamo sulla regata storica per la prima volta e poi anche sul femminicidio. La Fenice del sovrintendente Cristiano Chiarot è un fiume in piena di idee nuove, con un'attenzione particolare alla vita della città. In questo senso si inserisce l'invito ai vincitori della regata storica di assistere alla prima della Carmen di Bizet. È in assoluto la prima volta che i 12 campioni della storica, ovvero Rudi e Igor Vignotto con gli altri vincitori, vengono ospitati in teatro in maniera ufficiale. E ispirata all'intrepida eroina uscita dalla penna di Prosper Mérimée è l'iniziativa del Teatro La Fenice contro il femminicidio. Si chiama Effetto Carmen, La Fenice per la libertà di ogni donna contro tutte le violenze. Si tratta di un reading che si svolgerà venerdì 20 settembre dalle 15:30 in poi all'esterno del teatro. Donne provenienti dagli ambiti più diversi potranno dare la loro testimonianza o leggere brani scritti da autrici di ogni epoca. Ci saranno persone normali, persone conosciute, persone meno conosciute a leggere testi di donne che si rivolgono a donne, ma soprattutto si rivolgono a tutti. Basta con la violenza alle donne. Questo lo dice a gran voce il Teatro La Fenice. E basta con la violenza sulle donne, lo dice anche Televenezia. Dite la vostra sul nostro sito Facebook, mandateci le mail che poi le renderemo pubbliche anche attraverso il nostro canale, perché più siamo, più lo diciamo, forse più riusciremo a fermare questa spirale di violenza che tra l'altro sembra che abbia raggiunto dei livelli unici nel nostro paese rispetto ad altri paesi europei e nel mondo. E ora la rubrica Qui Redazione, siamo in collegamento telefonico con Tiziano Graziottin per sapere, come al solito, quali sono le notizie a cui dà più spazio, qual è la notizia del giorno secondo il Gazzettino. Tiziano, ciao. Stiamo lavorando sicuramente sull'identificazione di un tassista che sarebbe stato coinvolto nell'incidente a Rialto in cui morì un turista tedesco, vicenda notissima di cui hanno parlato anche i giornali nazionali e internazionali. Questo tassista è stato identificato per il momento e non indagato, e però è chiaro che si completa così il quadro delle presenze, diciamo, sul luogo di questo tragico incidente, perché erano già stati indagati 2 gondolieri, tra cui diciamo quello che ospitava sulla sua barca, sulla sua gondola, il povero Vogel, e che tra l'altro poi appunto uscì che aveva assunto delle sostanze, diciamo, un altro gondoliere e tre diciamo, addetti della CTV, 3 piloti. Sì, ecco, diciamo che comunque il taxista è soltanto una delle persone coinvolte, ha fatto il torto di scappare, diciamo, di uscire di scena, ma è soltanto una delle persone coinvolte, appunto perché ci sono anche tutti gli altri che sono indagati, e ora staremo a vedere, appunto, riusciranno, si spera, finalmente a ricostruire davvero la vicenda così come è andata. Grazie Tiziano Graziottin, vedremo domani, leggeremo domani questo approfondimento, e intanto c'è la nostra consueta rubrica con Non ne posso più. Cari amici, siamo tutti veramente contenti di quanto abbiamo sentito in questi ultimi giorni
È veramente qualcosa che ha cambiato la nostra vita, il nostro modo di essere. Finalmente i cani possono andare sui treni, sulle vetture delle ferrovie, sulla Frecciargento. Siamo tutti grati alla ex ministro Brambilla. Meno male che ci ha pensato lei. Meno male, ha detto che 50.000 cani hanno viaggiato comodamente sulle varie frecce e sui vari treni di tutta Italia. Siamo tutti veramente contenti. Siamo un posto, un popolo che non abbiamo altri problemi e per fortuna non ne abbiamo, così possiamo risolvere agevolmente quelli dei cani, perché i problemi degli esseri umani non li abbiamo. Certo, se qualcuno pensasse di far viaggiare anche i cristiani, anche le persone, non dico come quei cani in Frecciargento, ma magari anche più comodamente, solo più comodamente, nei treni nazionali e regionali e locali, se i pendolari potessero essere trattati almeno come cani, beh, allora sì che sarebbe una grande prova di civiltà. Finché c'è questa differenza a favore dei cani e quasi contro i pendolari, no, non ci siamo, non è una prova di efficienza, non è una prova di socialità portata ai massimi livelli, no, è prova di schizofrenia, purtroppo. Grazie e buona giornata. E una notizia prima di passare al meteo: un viaggio a Budapest sulle orme di Giorgio Perlasca. Una mostra fotografica ricostruisce le vicende del commerciante di bestiame che, fingendosi un console spagnolo, salvò la vita a 5.000 ebrei ungheresi. La mostra, allestita al Teatro dei Frari a Venezia, sarà presentata alle 17:30 di domani, 17 settembre, da Riccardo Calimani e Amos Luzzatto della comunità ebraica di Venezia, dal console generale di Ungheria e dal figlio di Giorgio Perlasca, Franco. E ora vediamo cosa ci riserva il meteo. Martedì 17 settembre, nubi sparse con possibilità di qualche piovasco fino al primo mattino, minime invariate, massime in lieve flessione, comprese fra i 16 e i 22 gradi, rinforzo dei venti sulla costa, mare da mosso a poco mosso. Mercoledì 18 settembre, soleggiato e sereno con nubi di passaggio, temperature notturne in diminuzione, diurne in salita, mare poco mosso. Giovedì 19 settembre, sereno o poco nuvoloso con minime ancora in calo e massime in aumento. La marea di martedì 17 settembre è sostenuta, la massima alle 10:30 85 cm, la minima alle 16:30 0 cm. E siamo al termine, anche se vi lasciamo con una controcopertina, ci salutiamo sulle note di una famosa fiaba musicale, Pierino e il lupo di Prokofiev, nell'interpretazione della Ploiesti Philharmonic Orchestra. La formazione, proveniente dalla Romania, si è esibita al Palazzetto dello Sport di Caltana. E con questo è tutto, vi ringraziamo di averci seguito, di averci scelti. Buon proseguimento, buona serata.